La situazione di via Cunizia da Romano, con l'erba alta ai lati della strada, e di un parco pubblico nella medesima situazione in via Monte Rombon, troveranno presto una risposta. In generale diciamo che è vero, la primavera è esplosa, però passiamo da una giornata di pioggia a una di sole, quindi è chiaro che la vegetazione in questo momento è in fase proprio esplosiva, quindi insomma chiediamo un po' di pazienza. Sono cominciati gli sfalci nei parchi, così anche come nei bordi strada. E quello di San Vito invece è un caso specifico che abbiamo concordato anche con il quartiere la tipologia di intervento. Penso che nei prossimi giorni insomma riusciremo anche a dare un po' di dignità a quel parco. Le aree verdi in periodo primaverile ed estivo risentono di una crescita repentina dell'erba, ma c'è un'attenzione collettiva, in particolare sulla cura dei parchi. La nostra fortuna poi è di avere una grandissima collaborazione con i quartieri, insomma, che tengono veramente curato il nostro verde. È anche vero insomma che le stagioni sono cambiate, ci sono queste piogge improvvise che durano anche qualche giorno, come appunto nelle settimane scorse, quindi la vegetazione poi esplode in una maniera incredibile.